mercato orientale, sono Umberto Curti, oggi ho davvero il piacere di presentarvi Mario Enrico, presidente del Consorzio Mercato Orientale, e Luca di Eccellenza Ligure, l'autore, il colpevole, lo dico col sorriso, di tutta una serie di ricette della tradizione, compreso un pesto di basilico che ha il difetto di creare dipendenza. Insieme a Luca adesso facciamo un viaggio in questo suo attraentissimo banco, a cominciare proprio da una salsa al mortaio che ormai è la gloria di Genova nel mondo. Luca, raccontaci il tuo pesto. Sì, allora il nostro pesto, come abbiamo già spiegato in diverse occasioni, abbiamo creato questo pesto proprio per fare una linea, diciamo, che riprende il pesto come faresti tu a casa, il senso è quello, o forse addirittura a volte da poter dire anche meglio, anche se non si dice, perché come sappiamo il pesto fa toccare nei sentimenti di ogni persona, ognuno ha i suoi gusti abituato da quando era bambino. Niente, lo facciamo facendo usando il massimo delle materie prime, perché poi il segreto è solo che quello, usando dal basilico di calcagno al pinolo esclusivamente italiano, l'olio extravergine, che teniamo anche qua, quest'olio noi usiamo monocultivar solo di oliva taggiasca, al parmigiano reggiano e al fiore sardo, che come dice la tradizione ne mettiamo anche questa piccola percentuale di pecorino sardo, fino ad arrivare poi a questo invece il negozio della nostra gastronomia, che è nata un po' in conseguenza alle nostre carni per portare l'alta qualità anche nei piatti pronti, dove ho assodato fortunatamente la suocera, che ha portato proprio un modo di cucinare molto casalingo e genuino nella vendita al pubblico, da il polpettone fagiolini, o oggi che è venerdì, giornata dedicata allo stock accomodato e al baccalà fritto, o un piatto classicissimo di Genova che non può mancare, è la cima, fatta rigorosamente con tutti gli ingredienti fondamentali come l'alinelle, il filone e quant'altro. Ne abbiamo creato anche una versione particolare con l'inserimento dei carciofi all'interno, che altro dire, o all'insalata russa fatta in maniera alla piemontese. Cosa vuol dire questo? Che a differenza di tutte le altre insalate russe con una base di patate e nient'altro, c'è l'inserimento del tonno all'interno, come fanno in Piemonte, e dunque questo magari alza sempre un po' i costi, però crea dei prodotti veramente unici. Ecco, vedete che anche per il turista straniero e italiano sarà sempre più importante beneficiare di questi consigli che le botteghe del mercato orientale ti possono dare e ti vogliono dare con piacere. Il mercato orientale è uno dei luoghi di grande accoglienza di Genova, dove fare una spesa di qualità, accorciando le filiere, aiutando quindi la sostenibilità, con ricette che in molti casi prevengono gli sprechi e che quindi sono anche di giovamento all'economia domestica. Se verrete vivrete davvero un'esperienza. Qui Luisa Pupo ha ambientato C'è Pesto per te, un pacchetto di turismo esperienziale che ha riscosso grande successo, prima di tutto tra le botteghe stesse del mercato orientale. Siamo veramente lieti e orgogliosi dell'entusiasmo con cui stanno aderendo a questo percorso per aprire Genova sempre di più al turismo italiano e internazionale, ai gourmet, ai giornalisti, ai food blogger, a tutti coloro che vorranno comunicare una città che ambisce a ritornare superba. Da Umberto Curti, ma soprattutto da Mario Enrico, buona giornata e venite al mercato orientale, presidente del Consorzio Mercato Orientale, e da Luca, Mister Pesto, con le sue carni di eccellenza e le sue salse crude con il basilico genovese dopo, un grande saluto, un sorriso, un ciao, un benvenuti al Mercato Orientale di Genova. Seguiteci su YouTube e naturalmente su Ligu Civari. Ciao!